Buongiorno e salute. Oggi volevo conoscere la storia dell'Oriavoli Margellina. E per conoscerla sono dovuto venire a Mergellina. Ma non sapevo che per andare a capire la storia si dovevano fare le scale. Perché? Datemi il momento che salgo e poi vi spiego. Chi mi ha fatto fare messa a mattina di... E veniva a bere Oriavoli Margellina. Tra poco ve la spiego. Per conoscere la storia del diavolo di Mergellina sono dovuto venire alla chiesa di Santa Maria del Parto, a Mergellina. Una chiesa stupenda, parliamo della sua costruzione, la nuova, si parla del 1530, per volere del poeta Jacopo Sannazaro, perché è nel suo testamento che la chiesa è stata eretta. Diomede Carafa, vescovo di Ariano, in giovane età fu innamorato follemente di Madonna Isabella, una donna stupenda, una donna che talmente era bella che lei stessa idolatrava la sua bellezza. Cioè, ste ore innanzi allo specchio, ma come sono bella, ma come sono bella, mamma mia, come sono bella. So pensato, malamente proprio. Diomede Carafa, perdutamente innamorato di questa donna, seppur lei andava con altri uomini, lui comunque gli dava attenzioni. Lei sapeva bene che Diomede Carafa provasse questo grande amore per lei, ma lei nei suoi confronti era fredda. Però per un periodo ci facette credere, tu faccio pensare, fino a che poi d'improvviso si raffreddò di nuovo, perché si innamorò di un amico del messere Carafa, il suo amico d'infanzia, Giovanni Verrusio. Innamorandosi di quest'uomo, non calcolò, non pensò più Diomede Carafa, e lui in quel momento, come d'incanto, gli si aprirono gli occhi. Disse: ma che avete capito tutti e due? Ma vuoi sapere il tempo appresso a te? Gli si aprirono gli occhi e così scelse di non pensarla più. La lasciò via, a tal punto che si dedicò all'arte, si dedicò ai voti per poi diventare vescovo di Ariano e commissionare ad un suo amico, caro amico poi, Leonardo da Pistoia, il quadro del diavolo di Mergellina. Ma il diavolo, schiacciato dall'arcangelo Michele, ha il volto di Madonna Isabella. Una particolarità della chiesa di Santa Maria del Parto, ma pare un po' con l'apparizione, questa luce dietro, ecco, no, non sono un'apparizione, ma dietro all'altare c'è il sepolcro del poeta Jacopo Sannazaro. Ecco qua, la tomba del poeta Jacopo Sannazaro. Prima di andare via dalla parrocchia Santa Maria del Parto, mi è doveroso fare un ringraziamento a Don Gabriele e Don Antonio, i due sacerdoti della chiesa, che mi hanno usato la gentilezza e la cortesia di aprire la chiesa per poter fare questi video. Voglio, sta chiesa è chini storia. Cioè, io ci devo tornare, perché poi, per chi vuol venire, c'è un presepe dello scultore Giovanni D'Anola, tutto in legno. Cioè, è stupendo. Per il momento è tutto. A voi studio. Cioè, no, nel senso, è stato un piacere pazzo. Buona storia.